Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere su Scacchiera Fisica 3 disastri in apertura dati dall'apertura 1F4. Stiamo parlando di questa apertura e andremo a vedere in tutte e tre le partite che sono state realmente giocate il gambetto from E5, la mossa che gioca il nero, il bianco accetta il gambetto, D6 si offre un altro pedone in sacrificio affinché lo sviluppo del nero possa essere il più rapido possibile, e già subito vediamo che il nero ha gli alfieri che puntano in direzione del futuro roccocorto del bianco, una posizione veramente critica al solo costo di un pedone in meno. Qui ora c'è una sola mossa che deve fare il bianco, una sola che gli permette di stare a galla, che è cavallo F3. Cavallo F3 ha il compito di difendere il punto H4. Se il bianco gioca qualsiasi altra cosa, alla prossima la donna arriva in H4 e la partita è praticamente finita. Su G3 possiamo anche fare i fighi sacrificando la donna, H per G3 e alfiere per G3, scacco matto. Quindi la mossa di cavallo F3 è praticamente da fare. Cavallo F3 tiene il punto H4. Ora cavallo F6, anche il nero è pronto per l'arrocco, ma è pronto anche per un attacco immediato. Qui in questa partita il bianco giocò D3. In questa prima partita abbiamo al lato dei neri un gran maestro, al lato dei bianchi invece un giocatore di livello nazionale. E su D3 il nero giocò cavallo G4. Questa mossa è fantastica. È fantastica perché innanzitutto mette pressione psicologica. Tu sai che nel gioco degli scacchi la pressione psicologica è importantissima. In qualche modo spinge il bianco a giocare mosse di questo tipo, e a che il nero potrebbe infilarsi all'interno dello schieramento sarebbe veramente un disastro. Quindi il bianco non può accettare provocazioni. Qui il bianco giocò cavallo C3, una mossa qualsiasi che sembra buona, ma attenzione che adesso c'è sacrificio di alfiere su H2. Sembra che quel punto sia assolutamente ben difeso, ma dopo cavallo per H2 abbiamo, signori e signori, donna H4, scacco. Unica via di fuga per il re bianco è andare davanti alla sua donna, re in D2, e adesso cavallo F2, attacco doppio su donna e torre. Sembra esserci una via di fuga, cioè donna E1 con inchiodatura sulla donna. Se adesso ovviamente il nero cattura commetterebbe un grave errore, ma c'è il modo per uscire da questa situazione. Donna G5 scacco, il re si deve difendere e adesso il cavallo è libero di papparsi la torre. E qui la partita è completamente nelle mani del nero. Questa seconda partita che ti voglio mostrare è una partita che è avvenuta fra due maestri. Quindi uno dice: ma queste cose, queste cavolate possono avvenire solo tra giocatori inesperti. In realtà non è detto. F4, andiamo col nostro gambetto from E5, F per E5, D6 e per D6, alfiere per D6. Questa è la nostra, posizione base. Cavallo F3 abbiamo detto che è fondamentale per impedire donna H4 subito. Cavallo F6. Adesso qui c'è una piccola variante rispetto alla partita di prima. Qui il bianco gioca D4. Prima ti ricordi che aveva giocato D3, adesso gioca D4. E qui continua tutto un po' allo stesso modo. Cavallo G4, le idee e le intenzioni sono le stesse della partita di prima. Solo che qui il bianco dice: allora, visto che nella partita di prima tu eri venuto a un certo punto con donna H4 e mi hai fatto il mazzo, adesso ti gioco alfiere G5, ti costringo a spingere F6, così ho chiuso la diagonale della donna. Intanto il bianco è costretto a perdere un tempo, a ritirare questo alfiere, e adesso succede purtroppo la stessa terribile cosa. Cavallo questa volta, non più alfiere, cavallo per H2. Ora il bianco decide di andare di torre per H2 e su alfiere per H2 sicuramente è buona, ma qui c'è una mossa più geniale che è alfiere G3. Prima di farsi prendere dall'ingordigia, scacco al re, il re si deve mettere in una posizione pessima e solo ora possiamo catturare la torre. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Su questa mossa, ora attenzione che questo cavallo tiene questo pedone. Se il cavallo cattura l'alfiere,
Crolla anche questo pedone centrale con donna per D4 scacco, unica casa di salvezza momentanea è re in E1, ma adesso c'è donna H4, attacco doppio con scacco e si perde anche il cavallo. E qui il bianco abbandonò. E stiamo parlando, ragazzi, di maestri. Come vedi, bisogna conoscere molto bene queste situazioni e molto bene questi trucchetti. E andiamo a vedere per oggi l'ultimo trucchetto all'interno di questo gambetto from. F4, E5, F per E5, D6. Ormai conosci queste mosse iniziali. Ti consiglio, io personalmente gioco sempre queste mosse, ti consiglio di farlo sia a tempo lungo che a ragionato perché offre ottime possibilità al nero. Cavallo F3 abbiamo detto. Qui un'altra possibilità, abbiamo sempre visto cavallo F6, un'altra possibilità molto aggressiva è G5, con l'idea di andare a spingere G4 facendo togliere il cavallo da qui e dunque donna H4. Quindi questa è un'idea molto importante, G5. C3, una mossa buona per il bianco che ha l'idea di liberare la diagonale della donna. E infatti su G4, donna per A4, scacco, attacco al pedone che però è difeso dall'alfiere. Proteggiamo ovviamente su alfiere D7, bisogna fare attenzione qui. Cavallo C6 credo sia la migliore, ma ora attenzione che il bianco ha un cavallo minacciato. Cavallo D4, si gioca sull'inchiodatura di questo cavallo, sembra che bisogna difendere questo cavallo tipo con alfiere D7 o cose strane, ma c'è una mossa migliore, donna H4 scacco. Mai lasciare che la donna entri su H4. Su G3 ci sono i soliti giochini. Qui il bianco disse: facciamo che non ti faccio fare i giochini, gioco re di 1, ma a questo punto c'è una bellissima mossa che è G3. Questo pedone avanza, comprime sempre di più lo schieramento del bianco e c'è una tattica nell'aria. Il nero dice: non te lo stoppo perché altrimenti ti creo delle case fortissime, lascio che tu arrivi qui e niente, rimarrò lì con la torre a bloccarti. Questo è il piano del bianco. Su questa ragione, tra l'altro, c'è anche un bel attacco a raggi X fra le due donne. Il bianco gioca B3 per difendere la propria donna e attenzione che su questa mossa c'è la tattica. Riesci a vederla? Ti lascio qualche secondo. Tocca al nero. E la mossa è donna per H2. Si attacca alla torre che non può scappare da nessuna parte, costretta ad andare a prendere la donna e questo pedone arriva immancabilmente a promozione con guadagno netto di una torre. Bene, spero che questi trucchetti ti siano piaciuti. Semmai prova a metterli in atto, io sono certo che uno di questi sicuramente riuscirai ad andare a buon fine, soprattutto nelle partite blitz. Ti ricordo che questi trucchi, queste trappole in apertura, chiamiamole come vogliamo, funzionano solo nel caso di distrazioni da parte del nostro avversario, quindi io non ci punterei tutto, però sappi che questi sono dei modi che devi assolutamente imparare per punire il tuo avversario qualora commetta qualche imprecisione. Ci vediamo nel prossimo video e ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!